al Museo Diocesano di Trani ci sarà la prima rappresentazione della nuova associazione Carlo De Quinti, uno spettacolo dal titolo Questa sera Silvia Soggetto, uno spettacolo comico. E poi ancora nella giuria abbiamo Alessandro Falconeri. Chi è Alessandro? Lo conoscete tutti? È attore del Centro Iope, vincitore del premio come miglior attore. Anche le abilità acquisite durante il ciclo scolastico hanno messo che la scuola dia la necessaria attenzione, un'attenzione che solitamente non dà, rischiano di perdere le abilità che hanno conosciuto durante l'anno scolastico. Ma che ho finito questa colata, signorina mia, devo cucinare. Poi qua si devono rinunciare diversi panni. E fino a stasera, vedete quante altre cose qua escono da fare. Io non farei fare, sapete che nuovi cose mi diventano. Io pure, signorina. Quando ero come voi, pure ci tenevo. Dicevo, la colata non la faccia manca, sì che. Ma poi, signori, qua, con la famiglia sulle spalle, le idee si cambiano. No, certamente, cara signorina, signor qua picchiamo una capra per bisogno. Non ci illudiamo che qua in questa casa nessuno è milionario. Capirete, no? Un piacere l'aiuto qua alla fine del mese. Ma quelli invece, signorina, si è messo in casa sotto il mese, che non caccia da lì. Proprio, signorina mia, proprio. E mio marito non tiene un coraggio a mandarlo via, perché le dice che gli fa pena. Ma guarda, ha ragione, mio fratello, prima di una cosa si può facciare ancora un uomo di casa. E quindi quando teniamo come fare che ci dia da mangiare. E allora io mangiare, mi pare piace. Non lo faccio da giocare tanto, se non può venire una irritazione di stomaco. Vieni, ti do due cicorelle, ricca. E non sta bene pancia ragazza, però, che già non ci viene tanto bene qua, cerco, non cerco. Se non fosse per questo, signorina. Vedi presente, da Matteo, la cucina, sopra il fuoco. Sta la pentola con la liscita. Andate a prenderla, scusate, da Matteo. Ma come, Concetti? Ci sta il ragazzo? E quella è una parola immaginata, ma deve anche la pentola non c'è, ma deve essere mai o cielo, A me te ne capito, faccio vedere tutte le cose. Poi vedere adesso, basta lavare sempre le mani, per vedere che c'è da mangiare. L'altra volta, due pacchetti di caramelle. Non è vero, non ho toccato niente. Ora vediamo a toccare. Se non è roba, dopo se non la deve toccare adesso. Vieni,
fatta una veste scollata, un cappello e quinaste e quirose, stiva a mezzo tra quattro sciandone. Sì, faccio un bucato. Avermi Mi presento il maestro Matteo, famoso disegnatore, e lui ha fatto il disegno della mia video. Non c'è da cavalcato, non si cacciare sempre il L'altra sera abbiamo parlato 2 ore di segno. Non c'è da. Perdonate, ma non ho capito niente quella sera. Ma infatti. Ecco, si tratta di una professione utilissima. Ah, questo mi sta bene. Questo l'avete capito? Certo. Mi ricordo che mi parlaste di automobili, di parafani. C'è un po' di confusione. Ma voi ci pensate, il sistema ereda la cubatura alle gomme delle automobili. Oh, veramente? Comunque, vedete, a stare le cose. Non c'è te. E non c'è il farabullo. Come funziona? Finalmente una domanda giusta. Dunque, caro ingegnere, in corrispondenza delle ore e precisamente vicino agli assi vengono applicate 2 spazzole che sono una specie di scope di sottilissimi fili di acciaio. Ma tu fossi per caso un poco pazzo? ma se pazzo a Priessa, vuoi tu tagliare il povero vecchio, a che età? Io so bene. Quasi vecchio. Ma mo dobbiamo litigare davanti alla gente. Un'altra volta che sei a posto tu, Gennaro. Ragione, non c'è. Quando sarai grande conoscerai le altre ragioni. Vieni con papà o andremo a lavorare e mangeremo quel poco e riusciremo a cucinare, altrimenti i giugni